non ci penso. Maresciallo carissimo, buonasera. No, non saluta lei, carabinieri dietro, buon lavoro, brigata, bellissimi, e mi piace perché nelle piazze si vedono sempre tranquilli, Sì, tranquilli, maresciallo, da benemerita e nel mio cuore io ho fatto un fioretto da oramai 10 anni a questa parte e non ne racconterei mai più. Scusate, vi girate un attimo. Se ne può una sola? No, io aspetto il vostro assenso. Se ne può una sola, se mi alzate la mano significa che sì. Allora, anche perché, dai, diciamo, quante se ne dicono sui carabinieri? Una, tutto il resto sono fatti veri. No, sto scherzando. Allora, facciamo una cosa, maresciallo. Io ne dico una sola, però io la racconto, poi gentilmente qualcuno gliela spiega. Allora, buoni che m'arrestano. Ci sono 4 carabinieri che vanno a donne, signora. Le donne, quelle che hanno il fuoco davanti. Vabbè, si scalda la cena. Vabbè, c'è chi la vuole cotta, chi la vuole cotta. Si mettono nella stessa macchina 2 seduti davanti e 2 dietro. Arrivano all'angolo di una strada dove c'è una bionda 1,90 m, occhi azzurri, un seno, un lato B. Il carabiniere davanti tira giù il finestrino, fa: signorina, quanto prende? La signorina 50 davanti e 70 di dietro. Il carabiniere dietro tira giù il finestrino: perché a me Vabbè, maresciallo, grazie, buon lavoro, mo se stanno a dividere il posto, qui tocca fare un casino stasera. Adesso fanno a lotta per chi si siede avanti. Invece sempre un buon lavoro, un applauso facciamoglielo, perché in Italia è veramente a volte difficoltoso anche con il vicino di casa.